Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, questa sera in compagnia con gli arcani maggiori. Bene, non so se si vede bene perché vedo la riproduzione leggermente rallentata, spero non ci siano problemi di trasmissione dal vivo, in ogni caso mi fate sapere, così vediamo di sistemare o di migliorare la trasmissione. Come state? Come procede? Come avete trascorso il Ferragosto? Io vi trasmetto da casa di un'amica, sono ospite da lei, dunque sono comunque contenta di trascorrere del tempo insieme. Siamo qui appunto con la consueta diretta del lunedì sera. Vi ricordo dunque quali sono le cose appunto che normalmente ricordo prima di iniziare a rispondere alle vostre domande, vale a dire quando formulate la domanda sulla chat dal vivo dovete scrivermi il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro, queste sono le solite precauzioni. Vi chiedo inoltre di mettermi anche il nome e la data di nascita della persona su cui mi fate la domanda, dunque è importante per raggiungere la vibrazione della persona. Vi ricordo comunque che a parte le dirette sono disponibile per consulti privati a pagamento, un consulto dura 45 minuti e ha un costo di 20 euro, dunque se avete necessità di approfondire gli argomenti o di avere chiarimenti, una guida, delle indicazioni, delle risposte ai vostri dubbi, potete contattarmi appunto per prenotare il vostro consulto in privato al 347 8702 622. Benissimo. Perfetto, vedo che ci sono già delle persone online. Questa sera rispondo con gli arcani maggiori, dunque non è la solita stesa delle sibille, in genere li uso in casi straordinari, ma visto che una serata che avevamo dedicato appunto ai grandi maestri era comunque piaciuta, mi faceva piacere ripetere l'esperienza. Direi di cominciare a salutare, ma prima di tutto vi ricordo ancora che siamo, quando dico siamo intendo sempre Marietto Veneziano e la sottoscritta, siamo online da diverso tempo. Infatti dal 2015 il sito www.ilcapitano.intervista.org divulga tramite ovviamente il Marietto, tramite il sito divulga gratuitamente circuiti radionici ormai da anni, sono raccolti in svariate dispense all'interno delle quali trovate anche alcune spiegazioni di utilizzo. Vi ricordo comunque che nei canali YouTube del Marietto Veneziano e della sottoscritta abbiamo rilasciato o troverete comunque numerosi video di spiegazione. Bene. Sempre sul sito ilcapitano.intervista.org trovate anche la sezione shop dove potrete vedere appunto quali sono i servizi a pagamento. Bene. Allora, buonasera Perla, buonasera Anna, buonasera Pierluca, buonasera Cristina, buonasera Erna, buonasera Tiziana, buonasera Eva, buonasera Marietto, buonasera Anna, Francesca, buonasera Iari. Buonasera Chiara, buonasera Nadia, buonasera Ines, buonasera Pangea. Bene, allora, questa sera con gli arcani maggiori probabilmente riuscirò a dare molte più risposte alle persone, dunque a più persone, insomma. Vediamo un pochettino di cominciare dunque. Buonasera Antonietta, bene, si sono unite un po' di persone e cominciamo con Cristina, la prima domanda. 5 giugno 77, Gianluca, 8 aprile 91, ci sarà un ritorno, siamo in silenzio da una settimana. Va bene, vediamo un po'. Cristina e Gianluca.
Vediamo un po' gli arcani maggiori. Allora, qui abbiamo un taglio piuttosto indicativo, anche se svilupperemo la stesa tramite 3 arcani maggiori. Il Sole, quando ho girato appunto tagliando il mazzo, quando ho girato questa carta ho sussultato, è una bellissima carta soprattutto per le relazioni. Il problema è con quale carta si accompagna. È tanto bella quanto viene assolutamente ribaltato il suo significato con la presenza della torre, perché è come se ci dicesse che comunque è stato fatto un sacrificio volontario, cioè un sacrificio di qualche tipo, come un'interruzione improvvisa di questa relazione che vi ha visti molto vicini, molto uniti. Ma vediamo un pochettino. 1, 2 e 3. Allora, sicuramente è una situazione, quella legata alla vostra relazione, dove c'era un ampio margine di azione, di possibilità, di lavoro, perché il bagatto parla di tutto quello che è legato a un lavoro che va fatto o alla volontà di realizzare qualcosa. Dunque è chiaramente una carta d'azione che ci vede alle prese con una serie di circostanze dove siamo impegnati attivamente. Dunque è una carta che preannuncia attività, movimento. È chiaro che è collegata al passato della vostra relazione, dove i margini erano veramente molto importanti e dove è stato possibile realizzare alcuni obiettivi. La forza è un'altra bellissima carta, spiega il momento attuale. In ogni caso spiega che con una certa volontà, con una grande determinazione è possibile superare le difficoltà, le divergenze, le differenze anche che sono presenti tra voi o all'interno della relazione. È chiaro però che può anche indicare la necessità di mantenere un certo atteggiamento ottimistico, positivo, ma anche di usare in modo adeguato le opportunità e le possibilità. Il futuro è legato all'eremita, dunque diciamo che ci sono ancora degli aspetti che vanno chiariti con determinazione, anche per non lasciare dei sospesi o la possibilità appunto di fraintendere le cose o di imporre una volontà su qualcun altro, ma proprio parlare e ascoltarsi. La carta dell'eremita però è come se indicasse che in futuro camminerete ciascuno per la sua strada. Dunque è ancora possibile qualcosa in questo momento, ma si direbbe più la necessità di chiarire con anche coraggio le circostanze che vi hanno portato ad allontanarvi, ma è possibile che poi ciascuno segua il proprio percorso. Bene, andiamo avanti e vediamo la prossima domanda. Intanto vedo anche se si è collegato ancora qualcuno. Buonasera Serena. Buonasera Evesiri. Allora, vediamo un pochettino. La prossima è di Anna, 3 maggio 80. Ho conosciuto Alberto, 8 dicembre 75. Cosa succederà fra noi? Bene, vediamo un pochettino cosa ci dicono gli arcani maggiori. Prego Cristina. Allora, intanto grazie, non è da tutti ringraziare, dunque grazie per averlo fatto. Allora, vediamo un po' Anna, 3 maggio 80, Alberto, 8 dicembre 75, cosa succederà
fra poi. Allora, anche se la morte è una carta che può lasciare intendere o che può allarmare, no? Così all'apparenza, la morte può anche indicare una profonda catarsi, trasformazione, un'evoluzione, un cambiamento radicale della situazione, cioè si chiude un capitolo e se ne apre uno completamente nuovo. Dunque, cosa indica in qualche modo questo taglio? Inizia un viaggio che chiude col passato e che porta altrove. Ora, è chiaro che la posizione delle due carte fa prima presumere che parta questo viaggio, poi si concluda, si trasformi in qualcos'altro. Dunque vediamo di approfondire le tre carte di esito, cioè di risposta degli arcani maggiori. Allora, la giustizia chiarisce un qualcosa, come se l'incontro fra queste due persone fosse un po' anche giusto. È chiaro che la carta della giustizia parla di ciò che è giusto, di ciò che viene fatto in equilibrio, in modo corretto, ma anche può indicare un tempismo di un certo tipo che corrisponde alle leggi divine. Dunque, questo incontro probabilmente, non dico fosse predestinato, ma è avvenuto nelle circostanze giuste, al momento giusto. Dunque potreste anche essere due persone adatte l'una all'altra al momento attuale della vostra vita. L'eremita però è una carta, abbiamo visto prima, no? Dove ciascuno cammina sul proprio sentiero, è una carta che comunque rimarca la necessità di fare esperienza diretta, personale di ciò che si conosce. Però è anche una carta di solitudine, di andare cautamente, di non gettarsi con eccessivo entusiasmo in qualcosa, ma di prendersi il giusto tempo per studiare l'altro, per vedere dove stiamo veramente mettendo i piedi, in quale situazione ci andiamo a incamminare. Considera anche che al taglio avevamo la carta del carro, dunque è chiaro che c'è un qualcosa che ti aspetta, ma l'invito è sii prudente. Infatti la ruota della fortuna, che spesso viene vista come una carta esclusivamente di matrice positiva, non è così. Sarebbe più corretto dire la carta del destino, vale a dire che molto di come andranno le cose dipenderà comunque dall'impegno che metterete in questa relazione, in questo incontro. Ed è tutto da vedere. È come se le forze del bene e del male, che comunque sono in equilibrio, dipenda dalle vostre scelte e da quello che farete. In ogni caso è un qualcosa che ribadisce una cautela e di fare attenzione, perché è come se spiegasse che questa relazione, questo incontro comunque è in grado di generare un karma. Dunque attenzione al karma che state per generare. Allora, vediamo la prossima domanda. Scusate. Iari, ciao Hilde, tutto bene? Posso chiedere come sarà la situazione tra me, Iari, 27 novembre 89, e Maggie, 21 agosto 99, per i prossimi mesi, e se la cosa evolverà tra 6 mesi? Allora, vediamo cosa dicono. Con me solo queste, che tra l'altro sono della mia amica. Io sono partita così, leggera, poi mi sono ricordata, ma io ho la diretta lunedì. Va bene, per fortuna si può sempre fare. Vediamo cosa dicono
per Iari e Maggie e come evolve la storia, la situazione nei prossimi mesi. Vediamo un po'. Iari 27 novembre 89, Maggie 21 agosto 99. Fra qualche giorno Maggie farà gli anni. Vediamo un po' cosa dicono. Certo non è un taglio incoraggiante, perché l'appeso e la torre, una è una carta di sacrificio volontario e l'altra è una carta di imprevisti, di tutto ciò che sembra comunque interrotto da qualche causa di forza maggiore. Vediamo un pochino però. Può anche indicare quello che è stato finora. Allora, la situazione è meno drammatica del taglio, dunque come sviluppa questa cosa è, direi, in chiave positiva, perché la carta del carro comunque è carta di intraprendenza, di qualcosa che facciamo attivamente, qualcosa comunque di positivo. Il bagatto è un po' il lavoro che è stato fatto, no? Dunque margine di intervento c'è stato, la possibilità di interagire c'è stata, dunque il bagatto, come ho già detto anche in un'altra lettura, perché è comparso nella stessa posizione, indica tutto ciò che è stato possibile fare, ma anche ciò che era nel nostro potere fare, trasformare, cambiare, lavorare. Dunque, diciamo che è un po' come se fosse dipeso un po' da voi, dalla relativa partecipazione di entrambi nella situazione, nella relazione. La papessa mette in luce la necessità di conoscere in modo diverso rispetto per esempio alla carta dell'eremita che abbiamo visto prima, perché l'eremita ha già acquisito una conoscenza empirica, ma cammina nel mondo per testare quello che ha imparato, dunque è diverso dalla conoscenza invece che indica questa carta. È anche un segno di una persona, probabilmente di questa ragazza che comunque manifesta una lungimiranza e una saggezza superiore alla sua età, dunque può sembrare più grande dell'età che ha a livello anagrafico e biologico. Dunque diciamo che la chiave è riuscire a conoscere l'animo di questa ragazza, dunque il lavoro, la possibilità di muoversi e di evolvere questa situazione dipende anche da tutto quello che riuscirai a capire di lei. È così che potrai muoverti in modo certo e sicuro. La papessa comunque è anche Iside, è anche la carta della magia in un certo senso. A livello esoterico è la carta di tutti quelli che sono gli interventi applicati, applicando appunto le leggi universali e divine. Pertanto può indicare che in questo momento qualcosa si muove anche in questa direzione. Dunque c'è una conoscenza e c'è un qualcosa in corso che sta lavorando. Il carro è però l'inizio del viaggio, dunque secondo me nei prossimi mesi la cosa si muove positivamente. Comunque c'è sicuramente un cambiamento di condizione che però è intrapreso volontariamente, non è il cambiamento che abbiamo visto legato per esempio alla torre, c'è un qualcosa che arriva fra capo e collo, è più un qualcosa che viene diretto dalla volontà. Dunque ritengo che si muoverà nella direzione desiderata. Andiamo avanti e rispondiamo alla prossima domanda. Erna, 10 giugno 73, come andrà il lavoro?
Va bene, Erna, intanto io mescolo e vediamo per Erna la situazione lavorativa. Vediamo un po' cosa dicono gli arcani maggiori per Erna. E sto bagatto stasera è abbonato con noi e con il canale. Il bagatto comunque è la carta del lavoro, dunque già sta rispondendo. La luna la luna è un po' ambigua in questa condizione, legato a questa domanda, perché è un invito a non illudersi, è un invito però anche a non vedere tramite la lente del passato, perché evidentemente c'è qualcosa che rischi di trascinare nel presente del tuo lavoro, della tua condizione lavorativa, ma che ha origine indietro nel tempo. Dunque devi riuscire a guardare le cose con lucidità, non farti confondere, illudere, non avere false speranze o aspettative, o al contrario non avere preconcetti che possono precluderti delle possibilità. Ma adesso cerchiamo di capire con 3 carte. Allora, beh, da quello che vedo hai avuto dei problemi non indifferenti sul lavoro. Io, sai, non è che so la tua storia perché chiaramente non lo hai scritto, non ti conosco. Generalmente quando compare il diavolo è una carta che indica gli eccessi di qualche tipo, dunque o è stato un periodo particolarmente forte in negativo, potrebbe anche essere un periodo dove è stato particolarmente forte il legame con il piano materiale, dunque con la necessità per esempio di guadagnare, con l'ambizione, oppure con persone che si sono comportate in modo prevaricatore con te. Dunque, non sapendo il contesto e affidandomi a quello che indicano solo 3 arcani maggiori, lascio a te capire in quale indicazione, cioè quale sia l'ambito a cui fanno riferimento. Chiaramente è una carta di eccessi, ma è una carta dove dice che comunque è legata appunto al passato. Al presente la morte indica che quel capitolo, che può essere stato più o meno forte, più o meno buio, più o meno difficile, o forse a tratti eccessivo, in qualsiasi ambito o direzione possa essersi manifestata questo eccesso. Comunque il presente è una mutazione, una trasformazione rispetto al passato. Dunque quel passato così forte si chiude per lasciare spazio a qualcosa di completamente nuovo. Questo completamente nuovo sarà giusto, verrà fatta giustizia per te. È per questo che io ti ho detto, secondo me, non conosco la tua storia, ma deve essere stata dura, deve essere stato difficile, perché le 3 carte insieme fanno proprio pensare a qualcosa che hai subito con dolore, con difficoltà, ma che si sta concludendo e ti verrà fatta giustizia. Dunque vedrai finalmente le cose essere messe a posto. Ok? Dunque il giudizio è proprio una carta che rivela questo. C'è un intervento superiore che riporta equilibrio e che permetterà appunto di ripartire da una prospettiva più equa, più corretta per te. Sia questo in termini economici, sia questo in termini magari di grossi disaccordi, dissapori o perfino mobbing che potresti aver ricevuto. Non sapendo la tua storia, appunto, lascio a te intendere il messaggio degli arcani. Bene, andiamo avanti, vediamo un pochettino Nadia.
Intanto prima di rispondere a Nadia vado a vedere chi altro c'è. Allora, buonasera Gisella, buonasera Axel, buonasera Angelica. Benissimo, allora andiamo a vedere un pochino, torno a Nadia. Vorrei sapere se Dario, 27 agosto 67, con Nadia, 4 giugno 71, vediamo cosa prova Dario per Nadia. Eccoci qui. La temperanza e la forza sono sicuramente due bellissime carte, indice di grande equilibrio, grande volontà, determinazione, coraggio, dunque è questione di tempo che si manifesterà qualcosa in modo dirompente, va bene? Vediamo però, perché la domanda è cosa prova? Cosa prova Dario per Nadia? Allora, il Papa, la Torre, la giustizia. Beh, allora il Papa generalmente indica una persona dal temperamento saggio, equilibrato, che cerca di guidarci, di farci, di darci una mano, un sostegno morale, perfino spirituale. Dunque c'è comunque un atteggiamento più paternalistico che da amante. Va bene, dunque ti ha sicuramente preso a cuore e cerca in qualche modo di consigliarti, di guidarti, di starti accanto nei momenti del bisogno. La Torre però, nel caso di una domanda legata al sentimento, può indicare un qualcosa di improvviso, un cambiamento repentino nel suo atteggiamento, forse anche un'arrabbiatura. Dunque sembra che qualcosa di forte sia accaduto e che questo qualcosa abbia un po' travolto voi due o comunque creato un condizionamento. Questo condizionamento chiaramente tra il Papa e la Torre sembra che comunque ci sia stato un distacco di qualche tipo, ok? Poi quali siano le cause non ci è dato saperlo. Di fatto però sembrano annunciare un qualche raffreddamento nei tuoi confronti, forse perfino un'arrabbiatura di qualche tipo. Qualcosa è successo, ma la giustizia indica che per il tramite anche del suo atteggiamento comunque saggio, della sua pazienza, della sua capacità comunque di intendere gli eventi in maniera più compassata, più equilibrata da un punto di esperienza, è chiaro che può anche indicare che lui sappia quello che fa e quando fare determinate scelte, il che potrebbe anche indicare che non solo c'è un grande equilibrio nel suo modo di porsi nei tuoi confronti, ma attenzione perché la carta della giustizia non ha solo la bilancia attraverso cui pesa ogni situazione, ogni circostanza, anche la spada. Dunque può indicare che quale che sia la sua scelta, cioè mantenere un armonico equilibrio piuttosto che tagliare, sarà comunque presa con saggezza e con giusto discernimento. Dunque è sicuramente una persona molto attenta ai dettagli e potrebbe essere una persona che non gli è calato qualcosa, non gli è andata bene qualcosa di quello che ha visto e probabilmente farà qualche scelta comunque matura e saggia. Va bene? Al momento però c'è un qualcosa, un po' arrabbiato. Andiamo avanti con la prossima domanda. Vediamo un po' intanto.
Benissimo, sono contenta Erna, ho letto il commento di Erna, le carte erano inequivocabili, ma non conoscendoti non avevo, come dire, coraggio di sbilanciarmi più di tanto, però era proprio evidente ed è evidente anche che otterrai forse perfino un risarcimento, se hai fatto causa. Comunque sono contentissima per te, sei comunque stata risarcita dalla tua vita. Non accetta la verità. E forse questa è l'arrabbiatura che abbiamo visto. Comunque farà la scelta più giusta. Magari non sarà giusta per te, non lo so Nadia, però farà la scelta che lui giudicherà più giusta. Andiamo avanti. Tornando indietro, perché sono andata a vedere se devo salutare ancora qualcuno, perché mi fa sempre piacere accogliervi, darvi il benvenuto. Allora, Ines. Buonasera, 6 aprile 67. Vorrei sapere come saranno i prossimi mesi con Maurizio, 9 giugno 72. Grazie mille. Va bene, allora vediamo per Ines e Maurizio come andrà. Allora, il giudizio, la forza. A me sembra un bellissimo taglio intanto, È come se questa situazione abbia avuto una seconda vita, una seconda possibilità, oppure questa situazione sia per te una seconda vita, una seconda possibilità che ti dà appunto il tuo destino. Comunque la forza è molto positiva per quanto riguarda le relazioni, è un sostegno, è un qualcosa di bello, è comunque una carta dal sapore, dall'influenza solare, dunque c'è qualcosa di legato all'intraprendenza o la facilità con cui si possono affrontare determinate situazioni. Vediamo un pochettino comunque. Allora, la torre, il mondo e il sole. La torre è legato al passato, non so se il passato reciproco, nel senso che avete avuto insieme o se ciascuno di voi due è arrivato da importanti separazioni o situazioni molto forti. Potreste averla vissuta insieme, questa situazione molto difficile, una grande crisi, qualcosa di molto duro, oppure ognuno per conto vostro avete comunque condiviso qualcosa di piuttosto importante con cui probabilmente vi siete anche trovati, nel senso parlando delle vostre esperienze avrete condiviso delle cose. Allora, fermo restando che non so, non vi conosco, dunque non so quale delle due opzioni, cioè che siate state voi due già in coppia in passato in crisi, oppure se arrivate da due esperienze molto difficili. In ogni caso il mondo e il sole sono due carte bellissime per i rapporti, è proprio la cosa giusta, cioè non voglio sbilanciarmi parlando di anime gemelle, ma cavoli, è bellissimo, bellissimo, io non voglio dire, cioè sarà bellissimo come proseguirà, perché il mondo è la realizzazione piena, dunque è anche possibile che incontrarvi per voi sarà molto importante perché vi sentirete finalmente capiti, compresi, pieni, realizzati, dunque qualcosa di veramente bello, quello che state ricevendo dalla vita e dal vostro reciproco rapporto. E il sole è un'altra carta stupenda, perché come vedete anche solo sono raffigurati due gemelli, dunque fa già intendere come a livello animico siate profondamente in connessione, come siate
uno il sole per l'altro, dunque punti di riferimento, sostegno, il rapporto sarà sicuramente un rapporto bello, divertente, solare, positivo, dove veramente sarete bello, insomma, io non ho altro da dire, bellissimo, sono contenta Ines, è una bellissima opportunità. Allora, andiamo avanti e direi, chiedendo scusa a tutte le altre persone che hanno messo la loro domanda, di rispondere l'ultima e invitarvi a tornare mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Vedo già che molti abbandonano perché purtroppo è così. Sapete che sono disponibile per una mezz'oretta, rispondo però a Adele. Vediamo che chiede di Michele, dunque Adele 18 luglio del 69, chiede se Michele 20 agosto del 70 ritornerà nella sua vita. Vediamo, chiediamo ai maestri, agli arcani maggiori, se Michele ritorna nella vita di Adele. Vediamo un po'. Direi che il taglio non lascia tanto ben sperare, sembra più un tuo grande desiderio, ma non necessariamente che si realizzi, perché l'eremita è una carta di un cammino fatto in solitudine, dunque non c'è qualcuno all'orizzonte, o comunque non c'è questo Michele all'orizzonte. La luna è più un sogno, no? È qualcosa una cosa che ti racconti, o comunque qualcosa legato al passato, come abbiamo detto. Allora, posso dire una cosa, che è stato sicuramente il Papa e la Papessa, come vedi è comunque una coppia più spirituale che fisica, il che può lasciare intendere che anche Michele comunque quando ti pensa, perché secondo me una connessione c'è, ti pensa con quello stesso pensiero e sentimento che hai anche tu nei tuoi confronti, perché ha percepito a sua volta un legame spirituale con te. Il carro comunque può anche essere un ritorno, non voglio escluderlo, però non è una cosa che avverrà presto. A differenza delle sibille che comunque rispondono in tempi relativamente brevi, gli arcani maggiori non hanno un tempo particolare, parlano di un qualcosa che avverrà. Il carro può parlare di un ritorno, può parlare di un viaggio volontario uno verso l'altro, dunque non lo escludo, perché il vostro rapporto anche per lui era speciale, c'è proprio una connessione a livello d'anima, che però non è come quella del sole, è proprio una... Vedi, il Papa e la Papessa sono la coppia divina in un certo senso. Dunque c'è un qualcosa, come se l'uno per l'altro fosse una guida, la possibilità di conoscere il mondo attraverso gli occhi dell'altro, ma non è una cosa carnale, ecco, questo volevo dire, mentre la carta del Sole fa intendere un rapporto molto pieno sotto tutti gli aspetti. Ok, comunque, al di là di questo, il carro, secondo me, lascia margine alla possibilità di un ritorno. Bene. Io vi ringrazio tutti per essere stati con me, vi ricordo che ricevo per consulti privati a pagamento solo telefonicamente, un consulto ha un costo di 20 euro, una durata di 45 minuti, potete prenotare il vostro consulto contattandomi al 347 8702 622, torno in diretta
mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Per quanti non conoscessero questo canale, cercate su YouTube Marietto Veneziano e iscrivetevi, così che potrete commentare durante la diretta e porre la vostra domanda. Io ringrazio tutti, auguro un buon inizio settimana, un buon proseguimento di serata, a mercoledì. Grazie a tutti, buonanotte.